Come sta andando questa offerta di transazione ai vostri soci? Non le do dei numeri, perché tanto è troppo presto e poi non avrebbero significato. Qualitativamente sì, le posso dare un'indicazione, c'è molto interesse a questa offerta e mi sembra che la risposta sia positiva. Le associazioni dei consumatori avete avuto modo di incontrarle? Avete programmato degli incontri? Le stiamo incontrando e abbiamo programmato diversi incontri. Io credo che le associazioni dei consumatori sono molto importanti, rappresentano i nostri clienti, rappresentano le persone di cui vogliamo riacquistare la fiducia, quindi c'è un dialogo aperto con loro. 15% hanno detto è troppo poco. Io però vorrei ricordare che questa è una liberalità da parte del Fondo Atlante. Noi abbiamo convinto a mettere questi soldi. Il Fondo Atlante non è responsabile di quello che è successo. Il Fondo Atlante ha messo 3,5 miliardi in questa avventura, se posso usare questo termine. Quindi io credo che meriterebbe riconoscimento. Lasciamo stare il termine gratitudine che forse è eccessivo, insomma. E d'altra parte sì, tutti farebbe piacere avere un rimborso totale, ma mi sembra che questo sia veramente un impegno importante. Ecco, in questa fase sono state fatte anche delle cifre che riguardano il pacchetto complessivo e quindi anche la proposta della banca privatamente ai soci. Esatto, tanto per cominciare ricordiamo che c'è un'offerta commerciale, che è un'offerta commerciale importante, un'offerta commerciale che naturalmente non è obbligatorio, il cliente non è che deve accettarla. Noi la offriamo perché speriamo che rimanga nostro cliente ovviamente e questa offerta è stata fatta una valutazione che naturalmente è una valutazione soprattutto per la fascia degli azionisti un po' più piccoli ma anche più significativa e dipende naturalmente dalle condizioni di mercato e dipende naturalmente poi dall'utilizzo che uno fa di questa offerta ma per un numero di casi particolarmente significativo, questo può significare, sempre appunto in base alle condizioni attuali, anche un raddoppio di quel 15%. Le sanzioni di Consob ai precedenti amministratori vi preoccupano? Ci preoccupano perché poi la banca comunque ne risponde in maniera solidale, quindi sotto questo aspetto sì. Personalmente io sono poco interessato a guardare il passato se non per quella che è l'azione di responsabilità che noi abbiamo avviato nei riguardi dei vertici della banca, passati vertici della banca, mentre invece sono molto focalizzato sul futuro perché è lì dove noi dobbiamo vincere la sfida. Un aspetto importante riguarda chi ha perso praticamente tutto in queste operazioni, sono magari i clienti che hanno piccole somme ma che erano determinanti per il loro futuro. Deve partire un piano di 60 milioni, con che tempi, con che regole? Noi abbiamo allocato idealmente 30 milioni di questi soldi che abbiamo avuto dal Fondo Atlante proprio per venire incontro ai problemi, a quei soci che versano in condizioni disagiate. Io mi auguro poi che possa essere in qualche maniera, magari con la vendita di qualche bene anche alimentata e stiamo lavorando a stabilire una procedura con la quale valuteremo caso per caso appunto questi casi difficili. Per quanto riguarda la platea invece delle società, c'è qualche possibilità che venga ampliata? Ma guardi, non lo so, è chiaro che noi dovevamo stabilire un perimetro. Io credo però che nei riguardi delle società sia molto importante il ruolo che la banca può avere, cioè se queste banche scompaiono dal mercato, questo credo sia un danno spaventoso per le società, mentre invece se ricreiamo una banca in grado di creare valore, questo diventa un motore economico per l'economia del territorio e allora questo va a beneficio di tutte le società. Ben ritrovati, buona giornata, nuovo appuntamento con l'informazione di 7 in punto. Oggi torniamo ad approfondire un argomento su cui stiamo ripetutamente tornando, ovviamente le vicende di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Abbiamo ascoltato, sono stati ospiti il direttore generale di Veneto Banca, Cristiano Carrus, il presidente dell'Istituto di Credito Trevigiano, Massimo Lanza, che avete visto al microfono di Alessandra Mercanzini. Adesso abbiamo anche la voce delle associazioni dei soci di queste banche
Popolari Venete. Abbiamo il piacere di ospitare questa mattina, lo ringraziamo per essere con noi, Francesco Celotto, che è il vicepresidente dell'Associazione Soci Banche Popolari Venete. Buongiorno a lei. Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Grazie a lei di essere con noi. Noi abbiamo voluto intitolare questa puntata Rimborsi beffa col punto di domanda, perché insomma non sembra, come dire, tutta da buttare questa proposta, o meglio, c'è da riflettere in base a quello che è stato offerto proprio sulla base di questa transazione che è stata ufficialmente presentata il 9 di gennaio. No, io direi che io ho sentito le prime reazioni a caldo, forse un po' emotive, no? Che hanno detto è un'offerta pessima, no? Ma vediamo un po'. Allora, l'offerta è innanzitutto il massimo che oggi si possa pensare di ricevere, e quindi che il Fondo Atlante ha messo a disposizione, perché comunque è qualcosa che serve per recuperare la fiducia, no? E recuperare alcuni clienti che sono andati persi, secondo me, e ristabilire anche un clima di serenità attorno alle banche. Quindi secondo me l'offerta va valutata innanzitutto nella sua globalità, come ha detto Lanza, quindi va valutato innanzitutto l'aspetto di rimborso e l'offerta commerciale, quindi la possibilità di reinvestire questo denaro che arriva al singolo socio in un prodotto, insomma in un deposito a 3 o a 5 o a 10 anni, quindi va valutata nella sua complessità. Poi va valutato quanto il singolo socio ha perso, nel senso che ogni singolo socio sa quanto denaro ha perso e sa quanto è in gioco. Allora io faccio questa riflessione su questi numeri. Banca Popolare di Vicenza ha il 50% circa dei propri soci che hanno meno di 100 azioni, e invece Veneto Banca ha circa il 41-42% di soci che hanno meno di 300 azioni. Questi importi sono estremamente ridotti, perché si tratta di 6.000 euro o di 12.000 euro. Ora, fare causa in questi casi diventa una specie di terno all'otto, nel senso che non sappiamo bene quanto si potrà recuperare e soprattutto abbiamo dei costi certi che vanno a incidere molto poi sul recupero effettivo, perché che sia l'arbitrato Consob, che è più rapido, o che sia la causa civile vera e propria, in ogni caso i costi ci sono e sono quantificabili in almeno 1.000-2.000 euro, no? A fronte di un recupero che potrebbe essere di qualche 5, 6, 7, 8.000 euro. Qui invece abbiamo nel caso specifico un rimborso certo unito a un'offerta commerciale. Quindi io consiglierei a tutti i soci di fare bene i conti. C'è tempo fino a metà marzo per poter prendere una decisione, sono 2 mesi, no emotività, molta serenità, perché l'emotività già una volta ha fatto lo scherzo a qualcuno di mettere tutto il patrimonio in queste azioni, che erano azioni, ripeto, non erano un prodotto sicuro. Adesso serve veramente molta serenità da parte di tutti. La nostra associazione è a disposizione, faremo delle serate sul territorio, in provincia di Vicenza e in provincia di Treviso, per spiegare i contenuti, per ascoltare i soci e per fornire un'assistenza anche tecnica. Sì, per cui alla fine questa proposta risulta anche a suo modo equilibrata proprio per il momento in cui viene fatta e anche per la situazione che si trova a dover prospettare nei confronti ovviamente di persone che hanno perso tutto. L'intervista al presidente di Veneto Banca è stata realizzata proprio il giorno stesso in cui si è presa la notizia che Banca Popolare di Vicenza vuole offrire 30 euro per i cosiddetti scavalcati. Chi sono questi scavalcati? Allora, gli scavalcati sono tutti quei soci che hanno richiesto di vendere le azioni, ma sono stati scavalcati da qualcuno che aveva maggiori contatti con qualcun altro all'interno della banca, e quindi è stato scavalcato nella vendita. Quindi una persona che aveva presentato un ordine di vendita, l'aveva scritto, l'aveva presentato in maniera formale alla banca. Ovviamente ci vuole una formalizzazione, cioè un documento che attesti questo, no? La banca ha ricostruito l'ordine cronologico e ha stabilito che ci sono 489 scavalcati in Banca Popolare di Vicenza e 150 circa in Veneto Banca. Questi soci riceveranno, giustamente, perché avrebbero potuto vendere e qualcun altro a posto loro ha venduto, riceveranno, giustamente o no, cioè riceveranno 30 euro per quanto riguarda Vicenza e sembra che siano 19 euro per quanto riguarda Veneto Banca, circa la metà di quello che hanno investito e che era il valore massimo delle azioni. Ecco, su questo punto il 50% può essere tanto, ma può anche essere poco, perché giustamente questi soci effettivamente avrebbero potuto vendere. Quindi anche lì, ribadisco, bisogna vedere l'ordine di grandezza, quanti soldi parliamo. Se una persona aveva
faccio un esempio, 100.000 euro, non so se convenga accettare o andare in causa, perché un socio scavalcato ha diritto al rimborso. Io penso che un giudice non possa, da questo punto di vista, esimersi dal condannare la banca. Se è un importo più piccolo, visto che c'è un rischio, appunto il singolo socio valuterà. Anche qui, ripeto, massima serenità, c'è tempo fino a marzo comunque sia. Per cui insomma il tempo fisico esiste per meditare bene a proposito di queste proposte. Lei concorda con quanto diceva il Presidente Lanza a proposito, non parliamo di magnanimità, ma del modo in cui si sta comportando il Fondo Atlante? Il Fondo Atlante è un fondo privato fino a un certo punto, perché comunque sia c'è dentro la Cassa Depositi e Prestiti, quindi è un fondo parapubblico, diciamo così. È stato nel caso di queste due banche una sorta di bail-in mascherato, perché queste due banche sono andate in risoluzione ed era meglio per tutti se non sono andate in risoluzione, perché sarebbe stato un disastro. Adesso queste due banche devono però riprendersi, perché hanno un sacco di perdite, poi magari approfondiamo anche questo punto, e quindi io credo che il Fondo Atlante ha semplicemente, spinto dalla politica, cercato di mettere una pezza. Ha dato questi 600 milioni, forse si potrebbe anche fare qualcosina in più, secondo me, cioè io sono convinto che se l'offerta fosse stata, anziché il 15 circa, il 20-22%, molta più gente avrebbe detto di sì. Cioè quella soglia del 5-6%, che sono in percentuale 100-200 milioni, avrebbe forse portato a dei numeri migliori, perché ricordo, le banche hanno detto che l'offerta per essere valida ha bisogno dell'80% di adesioni, poi anche questo non è una cifra fissa, di adesioni, ma non riguardo al numero di soci, riguardo al numero delle azioni, e lo trovo un obiettivo molto difficile da raggiungere, perché i soci grandi faranno difficoltà a accettare il 15%. È il destino di questi istituti di credito che non si dimentica, ma magari si mette da parte rispetto a quella che è la problematica più grande di queste persone che hanno perduto praticamente tutto, i posti di lavoro. Si parla di decine di migliaia di posti di lavoro a rischio. Sì, è lì un altro punto, nel senso che queste due banche per ripartire hanno bisogno di un taglio netto dei costi, visto che in questo momento è difficile pensare a un aumento delle entrate, cioè del fatturato, insomma, detto molto banalmente. E quindi queste due banche hanno insieme 11.000 lavoratori e circa 1 migliaio di sportelli, qualcosa di più. È chiaro che 11.000 con una situazione del genere, con una perdita di impieghi pari a circa il 30%, di impieghi e depositi dell'ordine del 30%, non è più sostenibile. A parte poi c'è anche la banca digitale, cioè fra 10 anni avremo molta più banca online, anche meno di 10 anni, no? Come avviene già all'estero, e in Italia questo fenomeno è in ritardo, ma ci arriveremo anche noi. E quindi io credo che alla fine questi 11.000 lavoratori, almeno il piano industriale parla di 3.000, ma io dico che sarà più alto il numero di lavoratori che verranno tagliati. Anche questo è un costo, perché siccome il settore bancario non ha gli strumenti tipici tipo la cassa integrazione, ovviamente non si possono mandare via delle persone. Per farlo bisogna pagare, mi sembra siano 3 anni di annualità, quindi c'è un costo da sostenere per ristrutturare che è molto pesante per le due banche. Quale potrebbe essere una proposta alternativa secondo voi? Parlo come Associazione Soci Banche Popolari. Riguardo a rimborso ai soci o... A rimborso ai soci. Allora, noi abbiamo presentato una proposta che prevedeva già mesi fa dei bond, no? A fronte della concessione a un veicolo esterno di 3 miliardi di non performing loan, cioè di crediti in sofferenza, non pagati, la emissione di 1 miliardo di obbligazioni. Questo è un meccanismo piuttosto complesso che garantirebbe un qualcosa in più all'offerta cash, cioè noi pensiamo a questo punto di strutturare l'offerta in questo modo, un'offerta cash che può essere questo 15%, un'offerta in bond che potrebbe essere questo miliardo, poi il miliardo ovviamente comporta delle perdite per la banca, perché la banca ovviamente deve accantonare per scorporare questi NPL, e oltretutto la banca non può dare queste obbligazioni, che sarebbero comunque sia subordinate, senza verificare tutti i requisiti MiFID, quindi c'è un problema tecnico, ma insomma si potrebbe anche risolvere. Quindi questa è la seconda gamba, e c'è una terza gamba che noi abbiamo già presentato una proposta alla politica, quella di portare in detrazione dal reddito le perdite derivanti dalla svalutazione circa del 99% delle azioni.
Oggi un'impresa può portare in detrazione del proprio reddito, una SRL, può portare in detrazione del proprio reddito la svalutazione delle azioni. Perché non può farlo anche un privato? Cioè, se lo potesse fare un privato, con un reddito medio di 24.000 euro lordi, significa un risparmio aggiuntivo, cioè pagherebbe meno tasse, con un pacchetto medio di azioni acquistate, fra i 2.000 e i 3.000 euro. In questo modo, se avessimo queste tre gambe, noi potremmo arrivare a un rimborso che si avvicina al 50-60%. Sarebbe già un risultato molto interessante e credo che a quel punto molti soci aderirebbero, perché l'interesse delle banche è quello di eliminare possibili cause legali e contenziosi che pendono come una spada di Damocle, quindi è necessario lavorare su questo. Io faccio oggi qui anche un appello alla politica perché su queste proposte ci ascoltino. Il territorio ha bisogno di due banche sane. Il 15% secondo me è una buona base di partenza, ma va migliorato. E quindi io credo che sia necessario un dialogo e un'apertura maggiore da questo punto di vista. Anche perché, detto tra noi, probabilmente la maggior parte dei politici veneti è correntista, socio, sì, certo. Per cui insomma ci sono anche degli interessi, come dire, diretti. Senta, intanto la giustizia fa il suo corso. Abbiamo sentito il discorso della Consob che appunto ha contestato sanzioni per oltre 4 milioni e mezzo di euro a 30 tra ex amministratori, insomma, cioè esiste un meccanismo che comunque va avanti, per cui anche quell'aspetto è da considerare. Beh, certo, anche la giustizia va avanti, abbiamo saputo che a Roma hanno già chiuso le indagini su Consoli e altri 14 membri degli ex CDA, insomma, no? Quindi presto ci sarà rinvio a giudizio a Roma. Poi a Vicenza ancora non sappiamo, ma anche qui esortiamo la procura di chiudere in fretta le indagini, no? E quindi ci sarà rinvio a giudizio, poi ci saranno i giudizi, la giustizia in Italia è lenta, quindi siccome ci saranno tante parti in causa e tante parti da sentire, sarà un procedimento lungo, quindi anche le eventuali parti civili, i soci danneggiati, che si fossero costituiti all'interno del processo penale, i tempi si prevedono lunghi per avere un ristoro. Però anche lì è necessario andare avanti. Noi oltretutto abbiamo chiesto alle due banche che eventuali indennizi derivanti dall'azione di responsabilità vadano in un fondo per i soci. Beh, giusto. Come è giusto che sia, nel senso che se si riescono a recuperare qualche decina di milioni di euro devono andare per i soci, perché altrimenti andrebbero per le banche, perché l'azione di responsabilità la fanno le banche contro Consoli, Zonin e tutti gli ex amministratori, ma ovviamente il beneficiario di questa eventuale azione è l'istituto stesso, non è il socio. Invece qui bisognerebbe fare un'eccezione, cioè è necessario ricreare un clima di fiducia attorno a questi due istituti, perché sennò non potranno mai ripartire. Beh, in questo il compito della politica dovrebbe essere cruciale, so che già la politica ha il suo bel da fare a ridare credibilità a se stessa, insomma, cioè diciamo è un circolo un po' perverso che non è facile da rimettere in moto nei termini insomma più idonei, ecco. Lei ha citato ovviamente queste due figure che sono un po' il riferimento, Zonin e Consoli. Sono due figure, diciamo, un po' inquietanti come referenti del potere, immaginiamo anche come interlocutori per quanto riguardava la politica. Beh, certo, ovviamente io penso che soprattutto Zonin è un personaggio che aveva molti contatti all'interno della città di Vicenza e non solo, è un personaggio che ha saputo costruire molti rapporti e forse è un personaggio che ha ancora un certo potere all'interno di questo ambito della provincia di Vicenza e non solo. E quindi io credo che la politica dovrebbe dare una svolta, cioè la politica è stata troppo sorda, no? E spesso ha detto queste banche vanno bene, queste banche vanno avanti, queste banche bisogna fonderle, queste banche sono l'orgoglio del Veneto, però oggi la realtà è che queste due banche col Veneto non c'entrano più nulla, perché i vertici non sono più veneti, ma questo è almeno, ma soprattutto il capitale, chi comanda, il 99%, il 98% dell'azionariato è in mano a Fondo Atlante, che è espressione del sistema bancario, in primis Unicredit e Intesa San Paolo, e poi abbiamo la Cassa Depositi e Prestiti e altre fondazioni che sono tutte esterne al Veneto. Cioè il Veneto dovrebbe ritrovare una banca vera del territorio, oggi non ce l'ha. E gli imprenditori non hanno fatto la loro parte, neanche in passato, cioè hanno più usato la banca come sportello bancomat più che investirci dentro, nonostante tante chiacchiere che abbiamo sentito. Sì, non sono stati particolarmente lungimiranti, forse magari neppure il più illuminato degli imprenditori si aspettava che arrivassimo a questo punto, ma questa è una cosa
sì, sulla quale potremmo esprimere anche dei dubbi. Sì, però io mi sarei aspettato che ci fosse stata una maggiore capacità, invece si è fatto tanto fumo e poco arrosto. Quando Zago con la sua associazione è riuscito a avere il controllo del CDA di Veneto Banca a maggio, poi aveva promesso che avrebbero messo i soldi, che avevano già i soldi. Io ho sempre pensato che era un barbatrucco, insomma, no? E infatti era vero, cioè c'è stata l'assenza totale della classe dirigente imprenditoriale veneta da questo punto di vista, e questo è grave. È molto grave. Noi ci fermiamo un istante, il tempo di alcuni suggerimenti commerciali. Rimanete con noi e soprattutto con Francesco Celotto, che è il vicepresidente dell'Associazione Soci Banche Popolari Venete. A tra poco. Secondo momento di 7 in punto, anche questa mattina torniamo a parlare del caso degli istituti di credito veneti, grandi istituti, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Lo stiamo facendo con Francesco Celotto dell'Associazione Soci Banche Popolari Venete. Ci sono casi veramente disperati, no? Tra questi soci azionisti. Sì, ci sono casi disperati, tanto è vero che nell'incontro che abbiamo avuto la settimana scorsa con Banca Popolare di Vicenza c'è stato prospettato che le due banche mettono a disposizione 30 milioni Veneto Banca e 30 Banca Popolare di Vicenza per i casi difficili, casi socialmente difficili. Ecco, qui si apre ovviamente una grande questione, cioè quali sono i casi difficili. Dobbiamo determinare dei criteri univoci. Allora, le banche hanno chiesto anche a tutte le associazioni, anche alla nostra, di definire dei casi e dei criteri, no? E quindi chiaramente stiamo lavorando su questo, ma siamo appena all'inizio e lì non è facile, perché bisogna capire. Allora, il caso difficile è una persona che si suppone che ha perso tutto o quasi, quindi che non ha la capacità né reddituale né economica per far fronte a delle spese minime. E lì bisognerà definire, perché ovviamente sono tanti 60 milioni, sono il 10% del totale, non è una cifra molto alta, e quindi bisogna capire per non darli alle persone sbagliate. Quindi dovrà esserci un tavolo di definizione e qui non è stato ancora, è stato solo detto ci sono questi soldi, ma non è stato definito tutto il contesto e la procedura per poter partire su questo. È un lavoro molto delicato e anche un pochino ingrato, perché c'è vietato assolutamente sbagliare, no? Certo, ma anche umanamente, perché per come sono i veneti sarà difficile che uno ti chiami e ti dica io sono un caso disagiato, piuttosto, non so, si taglia un braccio e dice io sto benissimo, no? Invece ci sono soprattutto quelle figure, gli anziani, che hanno una pensione minima, magari quindi hanno una pensione che fa fatica a rispondere alle esigenze di vita e che con questi soldi che avevano risparmiato avevano un tesoretto che poteva servire nel caso di spese impreviste, di problemi personali, e che oggi è sparito perché ricordo hanno perso il 99%. Quindi in questo caso è doveroso, poi ovviamente verrà messo un limite, cioè non è che se uno a 1 milione di euro l'ha perso tutto è un caso disperato, non credo, cioè si parla di persone che hanno cifre piccole e ovviamente avevano bisogno di queste cifre, no? E quindi là si definirà anche un tetto e poi determinati requisiti per accedere a questo fondo di 60 milioni. Noi stiamo parlando di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Da mesi si ipotizza questa fusione, ma ci sono i termini perché questa fusione avvenga? Ma la fusione ormai è qualcosa che non si può più rinviare, nel senso che queste due banche da sole perdono, anche quest'anno perderanno circa 2 miliardi messe insieme, e veniamo da buchi di 3-4 anni pari a altri 3-4 miliardi sommando il tutto. Allora, quindi la fusione si deve fare, e si deve fare anche in fretta perché ogni mese le banche perdono denaro, no? Il problema è, come detto prima, il personale in esubero che si può stimare in minimo 2.500, da 2.500 persone in su, e i costi per ristrutturare. Poi la chiusura delle filiali, ma quello non è un grande problema perché ci sono molti doppioni, no? Cioè, un paese con 2 filiali della stessa gruppo non ha senso, no? C'è poi il problema ancora dei crediti in sofferenza, cioè la pulizia di bilancio è ben lungi da essere conclusa, perché gli accantonamenti sono molto bassi e parliamo ancora di 10 miliardi di crediti netti in sofferenza, cioè che non sono stati assolutamente ancora fatti accantonamenti su questo, e là per accantonare secondo criteri che possono avere un certo senso bisogna accantonare altri 3-4 miliardi. Quindi alla fine la situazione complessiva di queste banche
siamo sinceri, è che ci voglia almeno capitale per altri 5 miliardi, 3, 4, 5 miliardi, forse anche qualcosa di più. E quindi chi ce li mette? Cioè nel senso che si dice che è il mercato, ma il mercato di fronte a due banche che perdono continuamente quota di mercato, che hanno un costo del personale talmente grande, che hanno una scarsità di fiducia, no? Come fa un privato, un fondo straniero a pensare di investire queste cifre gigantesche in un momento poi di recessione mondiale, di crisi, no? Quindi io su questo punto io penso che quando il governo italiano a dicembre ha salvato MPS e ha messo a disposizione 20 miliardi per le banche, lì dentro ci stanno i soldi anche per salvare Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, cioè la loro fine sarà essere nazionalizzati o comunque sia sarà un intervento molto pesante dello Stato italiano, come è avvenuto con MPS. MPS è fallito l'aumento di capitale, erano 5 miliardi, non li hanno trovati. Qui secondo me i 2-3-4 miliardi che serviranno subito non ci sono. Ma allora queste cosiddette banche di territorio, abbiamo visto anche il flop della banca di credito cooperativo, insomma siamo veramente in un orizzonte quanto mai negativo per quanto riguarda. È negativo e quindi sarà necessario veramente secondo me un intervento dello Stato, che poi è un intervento di breve durata, nel caso di MPS dai 12 ai 18 mesi, quindi è un intervento perché la normativa europea sul burden sharing prevede un massimo di 18 mesi. Soltanto che nel caso di Veneto Banca e Vicenza 18 mesi non sono tanti per fare tutta questa operazione, perché la fusione, abbiamo anche incontrato Viola sempre qualche giorno fa in un incontro con tutti gli altri gruppi, ci ha detto che la fusione andrà in onda, insomma sarà completata entro l'estate, entro settembre, ottobre, cioè pochi mesi, no? Dopo che sarà completata bisognerà procedere all'eliminazione delle filiali dei doppioni, del personale in più, ma il personale è molto complicato farlo in tempi molto rapidi. E poi bisogna ripulire il bilancio, perché la BCE obbliga a fare questo, perché queste due banche hanno dei problemi molto gravi da questo punto di vista. Quindi tutto il quadro è bisogna fare in fretta e non c'è capitale. Sì, ma noi pensiamo anche a tutte le vertenze sindacali che si apriranno anche con il discorso dei dipendenti. Infatti io è una situazione estremamente complicata, cioè se pensiamo appunto ai soci vecchi da rimborsare, le vertenze, il capitale da trovare, il contesto internazionale, cioè o la BCE allenta un po' la pressione, questa potrebbe essere una soluzione, oppure un'altra soluzione riguardo il personale, come mi ha prospettato Carrus, amministratore delegato di Veneto Banca, è i contratti di solidarietà. Visto che noi non riusciamo a, insomma 3-4 mila persone sono troppe, contratti di solidarietà, si lavora meno, si lavora tutti, in questo modo restano i posti di lavoro e si riesce a gestire, forse una buona soluzione, quei contratti di solidarietà potrebbe essere un sistema per alleviare il costo pesante del personale senza fare macelleria sociale. Mamma mia. A proposito della Banca Centrale Europea, secondo lei allenterà questa pressione, questa morsa? Questo non lo so, perché comunque sia... non sono momenti in cui si possa pensarlo, però. Non lo so, io credo che alla fine la soluzione del problema italiano, ricordo che le banche italiane hanno 360 miliardi di NPL e che sono circa il 25% di tutti gli NPL europei, cioè le banche italiane hanno un grosso problema. Io penso invece, mi sono fatto un'idea, che dopo le elezioni in Germania a settembre, la Germania, visto che non ci sono più elezioni, quindi non bisogna ricorrere al consenso, consentirà all'Italia di creare una bad bank, che è l'unica soluzione oggi che si possa pensare di fare una vera bad bank, togliere tutto questo che c'è qui dentro di malato come crediti e far ripartire il settore bancario. Però attenzione, se poi comunque questo avviene e se alla fine anche diciamo così, se si riesce a costruire questo e se lo Stato interviene nel capitale delle banche, il 15% di rimborso ai vecchi soci potrebbe anche saltare. Quindi c'è anche questa cosa che i vecchi soci devono ragionare, per cui c'è tempo fino a metà marzo, capire che cosa accadrà, fare un ragionamento complessivo su queste due banche, che cosa accadrà. Sa, lei sta formulando dei ragionamenti che sono quanto mai giusti, legittimi, però pensiamo alla maggior parte di questi soci correntisti che non erano assolutamente al corrente probabilmente anche di quello che stavano facendo, semplicemente la fiducia sulla parola.
Lo so, infatti lì c'è la giustizia che probabilmente poi per chi ha degli importi importanti in ballo può sicuramente andare avanti con la causa, l'abilitato console, la causa civile e avere magari tentare maggiori soddisfazioni, no? Però il problema è questo, che la gran maggioranza appunto l'età media dei soci è avanzata, quindi sono persone che sono fidate di qualcuno che li stava ingannando e lì c'è una responsabilità lì penale anche, ma anche e soprattutto morale di chi doveva controllare, cioè della Banca d'Italia. Cioè siamo sinceri che il responsabile di questo disastro, la banca, perché adesso se ne lava le mani, dice no ma io avevo fatto i controlli, li ho fatti, sì ma sono stati blandi. Io ricordo un episodio. Nel 2001 la Banca d'Italia aveva già rilevato che il valore delle azioni di Banca Popolare di Vicenza era troppo alto, perché era già sui 40 euro, era troppo alto in base ai parametri di banche simili, era troppo alto. Nel 2001 l'ha fatto andare avanti in questo giochino il signor Zonin per altri 15 anni. Troppo, bisognava intervenire prima. Cioè io dico un'altra cosa, nonostante qualcuno abbia detto di no. Il decreto sulla trasformazione in SPA di questa società andava fatto ben prima di quando l'ha fatto il governo Renzi. Avremmo evitato di avere dei mostri, da questo punto di vista, come Zonin e come Consoli, che decidevano il valore delle azioni, la gente diceva va bene, approviamo, ma erano valori totalmente incongrui rispetto al valore vero delle due banche. Poi la Banca d'Italia ci ha messo anche del suo, perché secondo me per salvaguardare il sistema ha in un certo senso consigliato Consoli di comprare alcune banche che hanno fatto andare a gambe all'aria il bilancio di Veneto Banca. Ricordo per esempio la banca Cassa Risparmio Cupra Montana, la banca Puglia nel sud, la banca Meridiana, la banca di Intra, cioè tutte banche che avevano tantissime perdite, erano in difficoltà, pur di non chiuderle, causando una certa situazione di panico all'interno del settore, hanno chiesto a qualche banca di comprarsene. E Zonin ha accettato di farlo, Consoli ha accettato di farlo e ha creato dei buchi all'interno del bilancio della banca che poi sono venuti fuori. Nel 2013 iniziano le ispezioni di Banca Italia in Veneto Banca e saltano fuori tutti i buchi, tutti i disastri. Altro che buchi, insomma, sono voragini vere e proprie, insomma. Senta, per concludere questa nostra piacevole conversazione, relativa a temi non proprio piacevolissimi, lei giustamente ha sottolineato dei tempi, ma pensare che in poco si possa arrivare a risolvere qualcosa non è così semplice. Cioè, noi avevamo parlato fine estate, insomma, qualche mesetto. Quanto tempo è che è scoppiato il bubbone? Beh, il bubbone è scoppiato da un paio d'anni. Da un paio d'anni, sì. Quindi è un paio d'anni che c'è questa situazione. Poi c'è stata la trasformazione in SPA, tutto andava bene e ogni volta sono raccontate bugie, cioè sono continuate a raccontare bugie, che le banche andavano, invece le banche hanno visto rovinosamente calare tutti i propri indici patrimoniali, perché una parte di clienti se ne sono andati. Una parte di clienti hanno cominciato a pagare meno bene i propri prestiti per la situazione finanziaria e economica, alcuni, altri magari perché gli faceva comodo così, non lo so, e quindi alla fine la situazione è diventata rovinosa e alla fine siamo andati a 0,10 di valore delle azioni, che oggi se lei volesse vendere queste due azioni, siamo sinceri, queste azioni non valgono 10 centesimi l'uno. No. Cioè queste azioni valgono, guardi, 2-3 centesimi se va bene, ma forse non valgono neanche questo, perché dobbiamo cominciare a dire la verità, a dire le cose come stanno. Punto... A me piacerebbe che Lanza, ma anche Mion, visto che sono due persone insomma abbastanza esperte, no? E hanno una certa credibilità, poi Mion è anche veneto, no? È stato manager del gruppo Benetton, con il loro carisma, la loro, dicessero ai veneti la verità. Queste banche hanno dei serissimi e gravissimi problemi, perché finora abbiamo continuato, non recuperano niente, cioè qui c'è un ammanco di capitale, l'ho detto prima, di 5 miliardi, chi li mette? Chi li mette? Si parla di 5 miliardi di euro. E mi dimostrino il contrario, cifra alla mano, questi sono i dati, poi possiamo far finta, dire no, non è vero, tu stai dicendo delle cose non vere, invece sono cose vere. Però concludendo, Francesco Celotto, meditare su quella che è la proposta. Meditare, però, proprio per questa situazione, meditare, perché se interviene lo Stato, come è possibile, come per MPS, temo che questo 15% possa non essere più recuperabile e non venga più offerto. Quindi meditare, calcolare quanto è in ballo di perdita,
parlare con le associazioni, rivolgersi agli avvocati, parlare con chi ne sa di più e valutare con serenità. Questo momento è molto importante, ci sono 2 mesi di tempo. Noi ringraziamo Francesco Celotto, vicepresidente dell'Associazione Soci Banche Popolari Venete, buon lavoro e in bocca al lupo anche per tutti coloro, insomma, che in un modo o nell'altro decideranno di scegliere o in un senso o nell'altro. Grazie mille, buona giornata a tutti. Grazie al nostro ospite, a voi per averci seguito. Tra poco la seconda parte di 7 in punto, rimanete con noi, giusto il tempo di alcuni consigli per gli acquisti. A tra poco.